Conferenza stampa dell'assessore Francesco Messina. Ecco il nuovo regolamento comunale del commercio su aree pubbliche ad Agrigento. Davide Saglia. Villa Seta con la zootecnia. Francesco Messina, assessore alle attività produttive e al verde pubblico, convoca una conferenza stampa e annuncia delle novità per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche. Novità a suo dire risolutive, atte ad evitare nuovi blackout gestionali, come successe poco più di un anno fa con la paralisi del mercato del venerdì. Nelle nuove aree commerciali dovrebbe essere compresa anche la parte di suolo privato insistente a Piazzale Ugo La Malfa, che verrebbe concesso gratuitamente dai proprietari al comune. Pronta quindi la bozza del nuovo regolamento, che dovrà essere trasmessa poi al Consiglio Comunale, unico organo cittadino legittimato a decidere. Gli uffici hanno predisposto un nuovo regolamento sul commercio delle repubbliche con il quale si pone fine alla questione del mercato rionale Ugo La Malfa. Il 13 maggio mi invia una nota il dirigente con la quale mi dice che hanno predisposto tutti gli atti per la regolamentazione dello stesso. Si chiude una vicenda che è lunga ormai da 20 anni e credo che dopo un anno e mezzo di mio assessorato poniamo una pietra miliare in quella che è la regolamentazione del commercio di Agrigento. Un importante risultato: questo regolamento è stato inoltrato alla Giunta per l'atto di indirizzo, per la presa d'atto e inviarlo successivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione e quindi al civico consesso. Un risultato importante ottenuto dall'amministrazione, dal lavoro costante da parte del dirigente e dei suoi collaboratori, e che in particolar modo ci vede protagonisti da un punto di vista commerciale anche nel prossimo futuro. Sempre Messina, presentando il suo operato, ha dichiarato che tramite le regolarizzazioni dei mercati rionali, tra cui la fiera mercato di Villa Seta, nelle casse comunali si avrà un gettito di circa 180.000 euro. Poi, in maniera ufficiosa, è stata annunciata la sanatoria, che verrà presentata prossimamente dal sindaco e che interesserà anche quei chioschi la cui presenza non collide con il codice della strada, ma anche per questa dovrà esprimersi l'assise comunale. Inoltre, in tema di verde pubblico, Messina ha annunciato l'acquisto di un cestello elevatore che eviterà costi per affidamento ad esterni, mentre per quanto riguarda i lavori di manutenzione tutto dipende dalla sospensiva del TAR, che qualora non dovesse giungere farebbe slittare gli interventi ad agosto. E adesso, ancora sul regolamento commercio aree pubbliche ad Agrigento, ascoltiamo il vicepresidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, al microfono di Davide Saglia. Ma guarda, io vorrei entrare e partire un po' da lontano. Questa stessa bozza era stata trasmessa al Consiglio Comunale nel lontano 2011. Oggi è andata a rivista perché allora fu ritirata perché c'era un'incongruenza. Io facevo parte oltretutto della seconda commissione, che ritornammo indietro perché era impensabile dare l'autorizzazione a montare chioschi di 80 metri quadrati per ogni piazza. Agrigento sarebbe diventato un grande chiosco. Assolutamente no. Adesso l'assessore oggi presenta la bozza che dovrà essere ancora vista dalle commissioni interessate, proposta al Consiglio Comunale, rivista sicuramente se migliorabile e poi verrà approvata. Ma l'unica assise che è delegata e demandata a ciò è il Consiglio Comunale. Oggi non si può parlare già di regolamento attuabile. L'utilizzo del demanio marittimo, c'è una sua proposta per quanto riguarda il commissariamento di quest'area, ecco, sarà realizzabile? Ma guarda, come Presidente della Sesta Commissione è già da tantissimo tempo che ho interessato la Commissione e ne abbiamo lavorato su questo, abbiamo sentito i nostri tecnici, abbiamo sentito il demanio marittimo. Non potevamo non arrivare, purtroppo onestamente abbiamo cercato di non arrivare a fare ciò. Abbiamo chiesto stamattina, ho depositato in Presidenza la richiesta del commissariamento da parte della Regione, visto che il Comune di Agrigento è inadempiente alla legge regionale 15 del 2005 sulla qualificazione della fascia costiera agrigentina.
Il Comune, non dotandosi di questo piano di urbanizzazione, purtroppo dà spazio a spesso e volentieri concessioni non in linea con quello che potrebbe essere invece il frutto di un lavoro da parte del Consiglio Comunale, che è l'unico organo che può approvare o meno il piano di utilizzo del demanio marittimo. Cosa che è successa a Palermo, lo stanno facendo i comuni di Siculiana, Porto Empedocle e tutti i comuni della fascia costiera agrigentina ormai si sono dotati di questo piano e noi soli non l'abbiamo fatto. Abbiamo chiesto il commissariamento anche perché il comune di Agrigento era già stato commissariato nel 2010 da parte della regione direttamente senza che nessuno l'avesse richiesto e poi fu tutto sospeso perché si era andati a fare una richiesta se c'entrava o meno la VAS. È inutile che ci rincorriamo la coda. Il regolamento vanno applicati, le leggi vanno applicate. Il Comune di Agrigento adesso spero che la Regione in prima possibile, dopo l'invito effettuato al Presidente che trasmetterà la richiesta alla Regione, spero che la Regione nel più breve tempo possibile possa commissariare il Comune di Agrigento per la redazione di questo piano di utilizzo che non è altro che il PRG ma per la fascia costiera.